Io spero che arrivi un testo, quantomeno sul quale poter fare delle considerazioni. Dopo l'incontro interlocutorio di ieri tra governo e regioni, queste ultime attendono ora una bozza del DPCM sulla quale fare le loro osservazioni. Intanto il ministro Speranza al Senato ha illustrato quelle che potrebbero essere le misure inserite nel prossimo decreto che si annuncia duro sul fronte spostamenti, ma, sottolinea Zaia, mi sembra che anche all'interno della stessa maggioranza il dibattito sia ancora in corso su alcuni aspetti. C'è il tema del transito fuori regione e il ricongiungimento familiare per le festività, c'è il tema dei ristoranti, c'è il tema delle piste da sci barra strutture ricettive delle località sciistiche. Dopo c'è il tema delle seconde case, c'è chi dice no seconde case, quindi no transito fuori regione oppure in regione, fuori dal comune. La pressione sugli ospedali è molto alta, è stato calcolato che ogni 3.000 positivi si carichino 10 pazienti in terapia intensiva, spiega Zaia, che oggi nel consueto bollettino ha voluto inserire un ulteriore dato, quello dei ricoveri ordinari, 6.979, che si aggiungono ai 3.094 pazienti Covid in area non critica. Significa che un terzo delle persone che si trovano in questo momento in ospedale sono malate di coronavirus. La curva in Veneto, ha aggiunto poi il Presidente, è in ritardo di 10-15 giorni rispetto ad altre regioni. Tutte considerazioni che portano poi a fare il punto sul tema vaccini anti-Covid, ed è proprio nelle ultime ore la notizia che dalla prossima settimana in Gran Bretagna inizierà la somministrazione delle prime dosi. L'Europa non sta facendo una bella figura, perché se si legge che la Gran Bretagna sta già vaccinando con gli stessi vaccini che noi dovremmo utilizzare in gennaio, se la grande Europa arriva dopo un paese che non è più in Europa, vuol dire che qualcosa non funziona. Europa che attende l'autorizzazione ai vaccini da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali. C'è una possibilità per cui noi possiamo dire di no ai vaccini con l'EMA, che c'è già mezzo mondo che sta vaccinando. Vi ricordo che il vaccino cinese è già stufi di fare il vaccino. Ma noi finiremo a vaccinare a fine estate i 5 milioni di veneti che vorranno sottoporsi. Cioè non ce la facciamo prima, ma con questi presupposti no. Per cui noi stiamo arrivando da europei da buoni ultimi, interessante come strategia. La macchina del Veneto è comunque pronta alla più grande campagna vaccinale della storia. Io posso garantirvi che se ci dicessero fra 10 giorni arriva il vaccino, noi altri lo faremo fra 10 giorni. Prima ci arrivano i vaccini meglio è, perché sta diventando veramente un'agonia sta storia. Anche perché pesa anche psicologicamente nei cittadini.